Oggi è un altro giorno speciale, vorremmo ringraziare Uccio De Santis per la visita, per essersi preso a cuore questa nostra situazione. Siamo molto contenti, sia noi che il personale, che anche i bambini più grandi che conoscono Uccio. Grazie ancora e grazie al ministro Stegno che ci date per questo tipo di avventura che stiamo vivendo ora. Iannacci parlava un po' così addormentato, perché lui è anestesista, ragazzi, quindi non vorrei che Scatta la ci vuole, battuta. la battuta scatta. Non sono da solo, c'è anche Antonella Genga, siamo in Sicilia, perché ormai la Sicilia ci ha adottato, la Sicilia ci vuole bene, se la Sicilia chiama, e non solo la Sicilia, se chiama un ospedale come questo, se chiamano i bambini, che ragazzi, non so se, perché dietro la telecamera c'è la terapia intensiva, io vedo questi bambini che hanno gioia, che so quanti anni ha questo bambino, quanti anni? Questo ha 4 giorni, 5 giorni e sono lì nel letto con la speranza di vivere la vita che viviamo noi, è vero, una vita Certo. piena di sorrisi, di divertimento, e quindi penso che io ammiro, ho guardato con ammirazione il nostro primario, perché pensare di operare su questi bambini, dare tanta possibilità a questi bambini di, ripeto, di condurre la vita che viviamo noi è una cosa straordinaria, non ci sono parole, e quindi forza e andiamo avanti. Questo è il posto giusto, il centro pediatrico mediterraneo è un posto giusto, deve rimanere aperto, deve dar forza e voce a tutti coloro che hanno bisogno. Lasciatelo aperto, ve lo chiediamo noi. Ci vuole un'altra ala, altro che chiuderla, apriamo Sì, un'altra sì. ala, ce la faremo. Sostegno ai medici, al professore Agati e ai suoi collaboratori. Vai Antonella, vai, brava.